ore 5:20 sul Colosseo Marco e Betty, inizio della seconda ora di Voga, quelle rustiche che abbiamo lasciato alle 4, albeggiato dalle 4:25 circa, è un'ora che ha albeggiato. Ecco qua Marco e Betty. Marco, velocità 9,8, 9,6, 9,8. ok, bene, Chilometri orari. sì, bene. Rotta 220, 2225 circa per l'Evans, apparirà prima o poi, tanto l'isola sta lì. Però mostriamo una zona di corrente, vedi? Bene, a dopo, Ciao! ciao. Ore 5:44, sta sorgendo il sole. Marco e Betty stanno un attimo fermi per bere. Il sole puntualissimo, Ustica, il Colosseo e il sole, tutto all'orizzonte. Bene, a dopo. Ore 5:47, il sole è uscito tutto. Ecco il Colosseo che si avvicina, Marco e Betty, Ustica, il sole, il Colosseo, con i canoisti, il mare. Rotta sull'Evans. 5:50, ci sono stati i delfini adesso, in questo momento, eccoli qua, qui, eccoli qua, piano Eros. Buongiorno Ostia, noi ci si è fatto giorno già da un po', siamo partiti alle 4, adesso sono le 10, siamo praticamente a metà strada, stiamo andando benissimo, sfruttando un po' la scia del comune. Ecco adesso Gianni e Marco, eccoli qua, bellissimi, i Turku Boys, siamo contenti perché procediamo bene. Mi dispiace che Fabio è dovuto ritornare ad Ostia, problemi familiari, noi procediamo, per fortuna non c'è il sole di ieri, lì giù, così si riesce a vedere, l'ultimo capo è San Vito. Alessandro fa un panino, comandante guida, abbiamo percorso circa 60 km, quindi ne mancano altri 60. Tutto bene qui dal Glencola. Ciao, a dopo. Eccoci qua, sono le 15:45, mancano 6 km all'arrivo, quindi abbiamo passato 100 km da Ustica. Sullo sfondo c'è Trapani, i Turku Boys sul Colosseum, Betty e Marco, eccoli qua.
a giù le pagagliate impegnative, c'è molto vento forte e onda, ma soprattutto vento forte. Qua tra un po' si arriva, 6 km all'arrivo, per un totale di 110 km. Eccoli. ...110 km, siamo arrivati a Levens. Molto vento, ecco Marco Betti con il Colosseum all'arrivo. Bella raga!